Quindi la voglia è proprio quella di interpretare le migrazioni contemporanee come quasi un dono, una possibilità di permetterci a noi europei di andare oltre il concetto della nazione, oltre il concetto dello Stato-nazione e diventare quindi veramente europei. Go 2025, gremo brez mejno. Vrhunska in provokativna predstava, ki se bo odvijala na 27 točkah med Italijo, Slovenijo, Avstrijo in Hrvaško, tako bi lahko opisali projekt E, ki se bo odvijal tukaj na meji. V nizu predstav smo ga ujeli tukaj na Sabotinu, kjer se je odvijalo veliko zgodovine in naslednji sogovornik nam bo več povedal o tem. Ciao, piacere. Piacere, ciao. Jedro projekta je torej predstava E. Di che si tratta? Ma lo spettacolo sui sentieri per l'Europa, Napotech Europe, è incentrato sull'incontro tra me, che sono un ragazzo europeo che sta portando avanti ormai da 10 anni una ricerca su Alessandro Magno, che mi ha portato ad esplorare la Turchia, il Libano, Israele e l'Egitto. L'incontro quindi tra me, con questa direzione di ricerca, e Muhammad Abdelmunam, che è un poeta siriano di Aleppo, che nel 2016, in seguito alla guerra civile, è dovuto emigrare, fuggire da Aleppo e attraverso la Turchia, l'Egeo e i Balcani è arrivato a Lubiana, dove l'ho conosciuto. Questo incontro, che è in scena nello spettacolo, rappresenta simbolicamente la voglia di un'Europa che esca dai propri confini e incontri l'altrove e l'alterità, soprattutto in Medio Oriente, da dove viene Muhammad, e in Africa. Si parla infatti di Europa afroasiatica. Dimmi qual è il messaggio più forte di quel progetto? Allora, l'idea è questa: portare uno spettacolo incentrato su una figura ritenuta tradizionalmente marginale in luoghi come questo, che anche questi sono ritenuti tradizionalmente marginali, ma riflettendoci sono ai margini da una prospettiva unicamente nazionale. Cioè, questo luogo è marginale rispetto a Roma o rispetto a Lubiana, ma in realtà rappresenta un centro, un possibile nuovo centro, e questo in una prospettiva europea. Immigrazioni sono adesso in questi tempi nella bocca di tutti. Come affronti questa questione nel spettacolo? Ma la voglia è quella hai detto bene, no? Si parla sempre di migrazioni e se ne parla però sempre in termini di un problema, si parla sempre di crisi migratoria. L'operazione che stiamo cercando di fare è quella di iniziare a parlare di migrazioni, non solo sfatando il fatto che non è una crisi, perché i numeri delle migrazioni non sono numeri da crisi, e poi ci si dimentica sempre che sono migrazioni pacifiche. L'Europa ha visto diverse migrazioni, tra l'altro degli stessi popoli che oggi si dicono proprietari di queste terre, e si è spesso trattato di migrazioni violente. In questo caso si tratta di migrazioni non così ingenti nei numeri e di migrazioni pacifiche. Ma al di là di questo non ci vorremmo limitare a smontare questo mito delle migrazioni come crisi, come problema, ma vorremmo proporre la migrazione come la chiave per risolvere invece un problema europeo, che a mio modo di vedere è il problema, e il Sabotino lo urla al mondo, è il problema della nazione. Cioè, come può l'Europa andare oltre il concetto di nazione? L'arrivo, secondo me, di persone extracomunitarie, non europea, potrebbe essere una chiave per reinventarsi un nuovo modello di coesione sociale che non è fondato sullo Stato-nazione, quindi non è fondato sulla monocultura che l'idea di nazione porta con sé. E quindi ecco, le migrazioni come occasione per realizzare il progetto europeo che già era stato scritto nel manifesto di Ventotene nel 1943, quindi un'Europa che vada oltre la nazione. Predstava je tudi del uradnega programa Evropske prestolnice kulture leta 2025. Letos se odvija 27 predstav, kot smo dejali, prihodnje leto bo nadaljevanje.
Je pa pomembno tudi omeniti, da projekt podpirajo tako regija kot mesto Gorica. Kdo vse podpira projekt? Sì, vorrei cogliere l'occasione appunto per ricordare come questo progetto, che è un progetto piuttosto sui generis e originale, e non è facile trovare istituzioni pronte a sovvenzionarlo, a permetterlo, è appunto possibile grazie alla presenza di Nova Gorizia, Gorizia, Capitale della Cultura 2025, alla Regione Friuli Venezia Giulia, ed è possibile soprattutto per la presenza di un capofila del progetto, che è l'Associazione Vicino Lontano di Udine, che ci ha aiutato e ci sta aiutando moltissimo proprio nell'attività di produzione e di supporto di tutto il progetto lungo tutte quante le 27 date. In 27 datumov se bo zaključilo 30. avgusta v Trstu. Vabljeni.